Quando le il numero 11, tiene bene il pallone. Poi non arriva il 4 capire l'intenzione del compagno, palla che si impenna troppo alta. Anticipa però bene qui, adesso Basile. E trova il pallone lungolino, ora in palla a favore qui Romeo in mezzo! Parata incredibile del portiere a negargli il gol. Palla battuta in mezzo l'aria. Sì, perché la palla rimane lì, non c'è niente, poi tenta il destro! E arriva il primo gol su una disattenzione del portiere che lascia scoperto il secondo palo, non si aspetta questo tiro in porta, segna Di Gaetano per la Panormus, 1-0. Basile sul primo palo, ha cercato, anzi no, sul secondo, ha cercato di metterla dietro la barriera, la palla. È arrivato il gol anche di Romeo Mattia. È riuscito battuto questo calcio di punizione di nuovo a secondo pallo, buono di testa, non c'è nessuno, palla che esce, rimessa dal fondo per la Panormus. Spennella, la palla rimane lì al limite d'aria, poi con il sinistro ha provato Romeo, ma Bosco riesce a spazzare prima di lui. Attenzione perché la palla rimane lì. Arriva poi Velli in velocità. Sono in tre. Belmonte. La tocca con la punta delle dita il portiere. Vicino da Basile. Che rischia qui Basile. Si gira il numero 9, poi il destro. Tiro velleitario centrale. Palla che rimbalza. Vuole andare via Velli in velocità. Arriva Vella. La palla rimane lì, ancora Vella con una Veronica, Vella! È arrivato il 3-0 che molto probabilmente chiude la partita. Ha fatto un vero gol Vella con la Veronica che viene a risultare qui dove ci sono le telecamere. Inguglia, posizione pericolosissima. Inguglia parte il destro sul primo palo e poi arriva il gol anche del numero 9. Ma forse arriva il fuorigioco. Da qui perde il pallone e poi chiude bene Inguglia. Adesso palla per Giardina che tenta il destro, Giardina, portiere che la blocca. Muccafusca. Basile, anzi non è Basile, scusate. Attenzione perché tenta il destro e arriva un altro gol della Panormus che porta il 4, segnato anche lui, Lo Presti Salvatore.